Bene, siamo con la giusta atmosfera che ci accompagna in questo tuffo nel passato. Vi do il benvenuto a tutti voi, benvenuto ai nostri relatori. Dobbiamo ringraziare l'associazione Mestre Mia se ogni tanto, spesso direi, abbiamo l'occasione di fare un passo indietro nella storia, di guardarci indietro per poter guardare avanti magari con più speranza e consapevolezza. Non è con uno spirito nostalgico, ma in qualche modo di conoscenza e di riconoscenza, che questa sera vogliamo parlare dei sindaci di Mestre. Non di tutti ovviamente, perché capirete che sarebbe impossibile ripercorrere 60 anni di storia, ma soltanto alcuni personaggi. Sono figure particolarmente illuminate che fino alla soppressione del comune di Mestre, che risale al luglio del 1926, hanno dato molto alla nostra città. Poi sapete come dice il detto, date a Cesare quel che è di Cesare, quindi questa sera in qualche modo vogliamo prestare fede anche a questo detto. L'occasione ci viene data dalla celebrazione di una data importante. Nel 2016 cadono i 150 anni dall'elezione del primo sindaco di Mestre, dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, e il primo sindaco fu Girolamo Allegri. A queste figure, lo sapete, sono intestate delle strade, delle piazze, magari i nostri figli ne sentono parlare ma non sanno, non le conoscono, non sanno neppure che Mestre era comune e quindi aveva un sindaco. Paradossalmente invece c'è chi lo dà per scontato. Mi riferisco all'incidente di qualche sera fa, Striscia la Notizia, con l'inviato che, raccontando di una situazione di degrado purtroppo che vede coinvolta una persona anziana che ha fatto crescere, ha allevato dei conigli dentro casa, ne ha decine e decine e vive veramente una situazione spaventosa, ha chiesto l'intervento del sindaco di Mestre. Quindi paradossale, ma nessuno si stupisce al di fuori del fatto che Mestre possa avere un suo sindaco. E chissà se un sindaco veramente riuscirebbe a risolvere, un sindaco presente in città riuscirebbe a risolvere una situazione del genere. Sicuramente è la figura che tutti noi sentiamo come più vicina. Non so se siete d'accordo. Noi però non vogliamo sicuramente polemizzare, vogliamo ricordare quanto di buono è stato fatto da chi ha anche amato la nostra città. E vorrei partire non da un sindaco, ma da una figura che veramente ha amato la nostra città, Patrizia Pompignoli. Una lettura. Nessuna illusione, grandi speranze. Per Mestre forse il lungo tunnel è finito. Questo almanacco è un omaggio alla città che nasce e di cui vuole essere strumento e collante. La forza per ridiventare città, Mestre l'ha trovata nella sua memoria storica e nella sua naturale vocazione geografica, precedente l'industria e già post-industriale da sempre, quella dei traffici, dell'artigianato, dei commerci, dell'ospitalità, insomma dei servizi. Come era giusto, Mestre ritorna al punto di prima di Porto Marghera, in una ben diversa dimensione oggi, pronta ad essere se stessa nel concerto delle città venete. Tutto accadde allorché, con un atto di imperio nel 1917, la zona dei Bottenighi fu aggregata al comune di Venezia, mentre da Mestre veniva inutilmente proposto per Porto Marghera un consorzio fra i due comuni. Nel 1926 l'abolizione dei comuni di Mestre, Zelarino, Favaro e Virignago spense ogni speranza di vedere associata Mestre nella gestione di un fenomeno che, soprattutto nel dopoguerra, travolse ogni difesa e che la voleva condannata al ruolo di periferia. L'idea della città a Mestre, sognata per tanti anni, quale cultura specifica e già volta al futuro, fatta di storia, di sport, di tradizioni, di commerci, di associazionismo, è finalmente esplosa. È stato emozionante farne il chi è. A proposito, quante le associazioni umanitarie, se Mestre ha un cuore grosso così. Ed è stato anche imbarazzante rilevare come queste gocce di mercurio, civili e selvatiche al tempo stesso, abbiano una gran voglia, senza saperlo, di stare insieme. I mestrini, dopo tante sberle, si sentono gratificati. È una sensazione piacevole. Sulla base di un diverso concetto di Mestre potranno ora accadere le piccole e le grandi cose. Le piccole sicuramente, il discorso si farà più difficile per le grandi. Porto Marghera ci attende.
La sua riconversione, si dice, le aree attrezzate e disponibili, le scelte che si dovranno fare. Come area veneziana siamo un'area depressa nei confronti del Veneto. Mestre sta ritrovando il suo ruolo, ridiventando veneta e se stessa, com'era, dopo aver pagato con Porto Marghera per lo sviluppo di tutta la regione. Ha così scoperto la sua uscita di sicurezza. Ma il Veneto non è attorno a Porto Marghera e poco è intorno al porto e all'aeroporto. Queste grandi infrastrutture, come vengono chiamate, stanno anch'esse aspettando. Esse non fanno parte dell'archeologia industriale, sono enormi strumenti di service internazionale. Eppure si parla di un nuovo piano regolatore generale che, prendendo atto della nuova entità Mestre, adegui le previsioni. Però non si tratta più di razionalizzare il territorio, occorre ben altro. Bisogna fare un piano complessivo che si occupi di ogni aspetto, coinvolgendo economia, storia, trasporti, cultura, turismo e ambiente. L'aspetto urbanistico sarà solo la traduzione sulla carta di questo piano. È una grande occasione, una grande sfida, volta a liberare Venezia dalla monocultura turistica e a sprigionare le eccezionali potenzialità di tutta l'area veneziana, potenzialità che la regione ci invidia. Il miracolo è possibile, nessuna illusione peraltro, ma grandi speranze. Altrimenti Venezia i quattrini per la sua salvaguardia fisica li ha trovati, ma non la strada per la sua salvaguardia civica. Anche se sono diversi, i guai con Mestre sono comuni. Da tutto ciò, dalla difficoltà delle decisioni, può nascere un sentimento di impotenza, di paralisi. È un pericolo grave che deve stimolare la fantasia, il coraggio, il confronto, il senso di responsabilità. È trascorso il tempo in cui il destino di Mestre passava attraverso Venezia. Oggi è il destino di Venezia a passare, o meglio, a poter passare attraverso Mestre. Non appaiono accettabili i nuovi sacrifici dell'entroterra, nell'interesse comune questa volta, anche se così doveva essere in passato e non si è voluto capire. Le punizioni anacronistiche di un tempo che portarono ad esempio a costruire come agricoli i capannoni destinati all'artigianato e al commercio. Per esaurimento delle forze veneziane la faida tra Venezia e Mestre è finita. Speriamo che non debba cominciare adesso quella tra Mestre e il Veneto, se alla città di terra e anche a Venezia non sarà data la giusta parte. Piero Bergamo, 1986. Incredibile, sono parole che veramente potrebbero essere state scritte ieri, sono di un'attualità veramente pazzesca, sono passati 30 anni. Allora, dicevamo che cominciamo a conoscere questi nostri vecchi sindaci e cominciamo dal primo, che è Girolamo Allegri. Ce ne parla il dottor Paolo Borgonovio. Grazie intanto. Buonasera. Allora, abbiamo sentito le parole di Piero Bergamo, un veneziano che è venuto a Mestre, che chiamava Mestre. Io sono un veneziano che sono vissuto 30 anni a Venezia, poi anch'io sono venuto a Mestre e amo Mestre, e vi parlerò degli Allegri, che erano dei veneziani che amavano Mestre. Non sono mai stati del tutto mestrini, sono arrivati, quando sono arrivati in un certo senso si sono portati anche i loro morti, e quando se ne sono andati portando via di nuovo anche le salme che erano in cimitero. Comunque, una parentesi interessante. Partiamo dal 1866 con Girolamo Allegri, che viene registrato come sindaco l'anno dopo, nel 67, il primo sindaco di Mestre italiana, faceva già parte del consiglio comunale ancora sotto l'Austria, e qui apro una parentesi, sarebbe molto interessante anche vedere cosa hanno fatto i podestà di Mestre sotto l'Austria, sono delle figure veramente interessanti, ma limitiamoci, ed è già molto, parlare di alcuni esponenti del periodo di Mestre italiana. Con Girolamo Allegri Mestre comincia a svilupparsi come città, c'è delle idee, sistemazioni delle strade, il cimitero monumentale, l'Ortaglia Bianchini che diventa foro Poario, poi piazzale adesso donatori di sangue, anzi dovrei dire donatori di scoasse perché me l'hanno messo.
la puntatina sull'attualità ci vuole ogni tanto. Comunque si dà da fare per Mestre, rimane in carica come sindaco fino al 1870 e lascia in maniera un po' incerta se lui è avvocato e ha degli interessi dei suoi clienti che non coincidono sempre con quelli del comune, anche suoi, per cui però globalmente diciamo che si è dato da fare. Ha avuto motivi di scontro con Venezia in due occasioni importanti. Lui è considerato un sindaco patriota, aveva dato importanza e quando sono state fatte le celebrazioni in onore dei fratelli Bandiera, perché la baronessa Bandiera viveva qui a Mestre, ai Quattro Cantoni, e lui voleva che ci fosse una rappresentanza del comune dove viveva la madre dei fratelli. E non ha ottenuto. Altro problema, altra così brutta figura che ha fatto Venezia è stato quando sono transitate le ceneri di Manin alla stazione di Mestre. Sono state messe in una sala in esposizione nella sala d'aspetto di terza classe, era stata adattata. Venezia non ha voluto assolutamente che Mestre mettesse il naso su questo, ne sono semplicemente chiesto di contribuire a pagare, però ha deciso tutto. Comunque lui ha cercato di fare il possibile. Saltiamo avanti altri sindaci e arriviamo a un altro momento, un momento difficile per la storia di Mestre. Siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e allora c'è un altro Allegri, c'è Carlo Allegri, di nuovo sindaco di Mestre. A un primo scontro, qualcosa che si sta delineando all'orizzonte si ha nel 1912, con delle idee a Venezia di espandere il porto verso la terraferma. Poi per il momento questo resta una cosa abbastanza ferma e si trova a dover fronteggiare tutti i problemi relativi alla Prima Guerra Mondiale. Problemi relativi alla Prima Guerra Mondiale che specialmente dopo l'ottobre del 17, cioè dopo Caporetto, diventano molto pesanti, perché Mestre è praticamente una città di immediata retrovia, fra ospedali, caserme, lavanderie militari, ci sono ancora, le vedete in via Piave, c'è un po' di tutto per l'esercito. C'è anche un problema dei profughi che sono scappati dal Veneto invaso dagli austriaci. Ci sono i mestrini e i veneziani che scappano perché gli austriaci sembra abbiano intenzione di conquistare Venezia, sono già preparati i timbri per la posta per quando arriveranno a Venezia e quindi c'è questa idea. Addirittura la moglie del sindaco, sappiamo, per un periodo breve, subito dopo Caporetto, anche lei abbandona Mestre. Abbiamo da una lettera del figlio, poi parleremo di lui, che è la persona personalmente su cui ho studiato di più. Comunque la moglie, la Teresa Chitarin, chiamata Gina, torna subito dopo a Mestre e è molto attiva nell'organizzazione dei soccorsi, Croce Rossa, eccetera, collabora molto attivamente. Siamo nel 17, nel 17 non c'è solo il problema dell'invasione, ci sono di nuovo grossi problemi con Venezia. C'è il problema dei bottenighi, quella che oggi è Marghera porto industriale e Marghera anche quartiere urbano. Sì. Quindi che all'epoca naturalmente quando si parlava di Marghera si pensava alla zona di Forte Marghera, perché lo ricordiamo, Marghera non aveva quel nome fino a che non è nato il porto industriale. C'è questo, anche qui, tutto un dibattersi contro la volontà di Venezia e poi volontà politica anche a livello centrale, finché si arriva allo scippo dei bottenighi. Proprio a Venezia si
porta via questo pezzo di territorio per fare un porto industriale su cui non si faccia il consorzio come si chiedeva a Mestre, ma poter decidere totalmente in autonomia. Sappiamo che poi dopo passano neanche una decina d'anni e sparisce addirittura il comune di Mestre. Siamo nella prima guerra mondiale. Il sindaco a questo punto, dopo nel 18, darà le dimissioni. Siamo nella prima guerra mondiale e qui c'è il terzo degli Allegri, Gino Allegri, che poi non si chiamava Gino, si chiamava Girolamo, come il nonno, però lo chiamavano Gino, ma per qualcuno forse è più noto come Fra Ginepro, il soprannome che gli ha dato D'Annunzio. Gino Allegri era il figlio del sindaco di Mestre, un ragazzo che a scuola non aveva dato grandi risultati, non aveva voglia di impegnarsi fino alla laurea per diventare avvocato come il padre o come il nonno, per cui con un'infarinatura di ragioneria, penso non avesse neanche il diploma, avesse fatto i corsi di commercio semplicemente, con un'infarinatura di ragioneria a 17 anni lo mandano a Vienna, forse anche era uno sportivo, un mezzo artista, eccetera, una persona abbastanza che voleva fare quello che voleva, non aveva voglia di impegnarsi, ma sulle cose che gli piacevano sì. E lo mandano a Vienna a lavorare su un ufficio, eccetera. Rientra in Italia nel 13, fa il suo servizio militare da soldato semplice, caporale. Quando viene congedato col grado di sergente, però appena viene congedato è subito richiamato. Scoppia la prima guerra mondiale. Lui chiede di entrare in aviazione, di entrare nel corpo degli autoblinde, eccetera, viceversa viene messo su una batteria contraerea qui all'isola di Santo Spirito. Poi finalmente riesce a entrare in aviazione e lo mandano in Piemonte, a Cairo Montenotte, con una squadriglia di difesa non so da cosa, perché con l'autonomia che avevano gli aerei dell'epoca penso che molto difficilmente avrebbero potuto arrivare fin là, ma comunque i dirigibili se volevano ci arrivavano. E siccome c'era una fabbrica di munizioni molto importante, c'era la SAFA, quella che faceva i fiammiferi, no? Ma faceva anche munizioni, avevano ritenuto opportuno mettergli una squadriglia di difesa con degli aerei che già all'epoca erano superati. Comunque c'era. Lui cerca di passare su un servizio più attivo e nell'estate del 17 viene abilitato pilota militare secondo grado, cioè in grado di essere sui caccia proprio quelli di prima linea. Sui caccia di prima linea nel dicembre-gennaio viene trasferito a una squadriglia che usa gli ultimi tipi di apparecchio, il tipo di apparecchio italiano, gli SPA. Con questi aerei, che sono molto veloci ma meno manovrabili, lui si trova perfettamente a suo agio, finalmente ha trovato, diciamo, lo scopo della sua vita, forse è esagerato, ma è quello che è successo. Lui comincia a dire di fronte a tutti quanti che lo SPA è un ottimo aereo da caccia, a cominciare da Baracca, che sapete è il massimo asso italiano. Tutti gli altri dicono no, non è possibile perché è poco manovrabile. Lui sostiene sì, ma con la velocità lui riesce a spostarsi e manovrare, eccetera, eccetera. A un certo momento rompe tanto le scatole che fanno una sfida, un combattimento simulato con Piccio, che era uno dei maggiori assi, e lui dimostra che si può usare come caccia, riesce sempre a mettersi in coda, per l'epoca mettersi in coda a un altro aereo voleva dire poter sparare le raffiche di mitragliatrice e quindi abbatterlo. E poi c'è un episodio che io ho trovato leggendo fra le lettere sue, le lettere della squadriglia, eccetera, ci sono 2 o 3 episodi misteriosi che fanno dare un risalto particolare nel famoso volo su Vienna di D'Annunzio cui lui ha partecipato. Nella primavera del 18 un generale, non ricordo il nome ma non è importante, sembra il generale Bongiovanni, lo invita, lui è sergente così bravo, un bravo pilota, insomma gente in particolare, lo invita a pranzo da solo
al comando, al suo comando. Lui va e non dice sì, sono andato, mi dispiace che ero io solo, basta. Scrive sulle lettere che abbiamo molte delle sue lettere. Poi passa un mesetto e l'87esima squadriglia, la Serenissima, quella che poi farà il volo su Vienna, che è sul campo di San Pelagio vicino a Padova, adesso c'è il Museo dell'Aria, vede arrivare Gino Allegri col suo aereo. Dice, ah sì, io sono stanco con quella gente di quella squadriglia, non mi trovo, io sono venuto qua. Ma teniamo conto che con la disciplina militare particolarmente severa che c'era nella prima guerra mondiale, è un qualcosa che è al di fuori di qualsiasi logica. Vi immaginate che un alpino che dice basta, adesso vado a fare il bersagliere, mi presento al comando dei bersaglieri e non vado più sopra le montagne. Un marinaio che dice sono stufo di stare chiuso dentro i sommergibili, voglio andare con i maschi, si corre, è più bello. Questo sarebbe, immaginiamo davanti a una corte marziale con dei bei mesi di fortezza, compagnia di disciplina, eccetera, eccetera. Lui arriva nella squadriglia, ma dicono si mette di mezzo D'Annunzio che voleva fare questa cosa e da sergente lo promuovono sottotenente. Come mai? C'era sotto il fatto, secondo me, e continuo a dire secondo me, però credo sia una cosa più che logica, che lui era un pilota che aveva vissuto per 3 anni a Vienna, dovendo fare un volo su Vienna, lanciare i manifestini, saper riconoscere a colpo d'occhio immediatamente le strade, i campanili, quello che all'epoca era il riferimento per il volo, in quel caso ravvicinato, bisognava lanciare i manifestini al posto giusto, non sbagliarsi, lanciarli su una piazza in periferia perché non si riconosceva subito il Graben, la Hofburg o roba del genere. Lui riconosceva benissimo Vienna e quindi per conto mio lui è entrato nella squadriglia della Serenissima per guidarla perlomeno nel volo ravvicinato alla città. Ci arriva, sappiamo tutti, il giorno dopo si saltano i nervi, sono tutti invitati all'hotel Abano a pranzo del generale Diaz, capo di Stato Maggiore, e mentre stanno parlando eccetera, lui a un certo momento scoppia i singhiozzi, si mette a piangere eccetera, gli saltano i nervi e diciamo gli eroi, quelli fatti d'acciaio, si vedono solo sui giornalini, quindi che lui era un uomo. Poi dicevo che l'aereo aveva fatto lo scopo della sua vita, lui di questo aereo, questo SVA che era un ricognitore, prima voleva fare in caccia, poi voleva farlo diventare un bombardiere e elabora tutta una teoria piuttosto interessante per quello che una volta si chiamava aereo d'assalto e oggi si chiama caccia bombardiere. Dice perché dobbiamo fare la scorta in bombardiere? Andiamo noi da soli, andiamo un po' di più, portiamo noi le bombe, quando abbiamo sganciate le bombe possiamo fare il nostro lavoro di caccia, di ricognitori eccetera, non dobbiamo andare dietro i bombardieri lenti eccetera. Riesce a convincere il comando, ha un buon risultato su un attacco alla stazione di Fortezza, Franzenfestes, in tedesco, sopra Bolzano, e va avanti ancora. A un certo momento, in ritorno da una missione sulla Tisana, mi sembra, sono arrivati sul campo lui e un altro per festeggiare, si mettono a fare acrobazie. Avevano fatto anche il ritorno del volo su Vienna, non è scritto sui libri ma l'avevano fatto. Solo che facendo le acrobazie vicino a terra i 2 aerei si toccano. L'altro riesce a prendere terra, a salvare anche l'aereo e lui non si fa niente. Lui invece cade malamente, per di più una delle bombe che aveva attaccata sull'aereo non si era sganciata, per cui scoppia la bomba, si incendia il carburante e lui muore se non sbaglio il 3 ottobre del 18. Muore il 3 ottobre del 18 e poi i funerali lo fanno immediatamente lì dove è caduto, a San Pelagio,
Poi i funerali, esechi importanti li fanno qua in Duomo a Mestre, e abbiamo tutte le lettere in cui, con la presenza di altre autorità civili, militari, eccetera. E pochi anni dopo muore anche la madre, quella Teresa Chitarin, detta Gina, che abbiamo ricordato, aveva tanto collaborato nelle opere di assistenza quando Mestre era retrovia del fronte. Carlo Allegri chiede anche che tutti e due, il figlio e anche la madre, vengano sepolti nel campo dei militari, facendo una specie di monumento nel campo dei militari a Venezia, col ammiraglio comandante della Piazza non si mettono d'accordo, per cui dopo viene fatta una tomba di famiglia monumentale in cui c'è una scultura in bronzo in cui si vede un angelo, se tutti interpretano come angelo, in effetti è Icaro, che solleva Gino e davanti c'è la madre piangente. In quell'occasione vengono portate via dal cimitero di Mestre anche gli altri Allegri che giacevano qua, perché viene organizzata come tomba di famiglia. Sì, scusate, ho dimenticato di dire che appena realizzato il cimitero monumentale, il Girolamo, il nonno, aveva voluto far seppellire a Mestre, anche se era di Venezia, la figlia che era morta molto giovane. Quindi comincia con un trasferimento da un cimitero di Venezia a quello di Mestre, il cimitero di Mestre e quello di Venezia. La famiglia proprio scompare, diciamo, dall'orizzonte di Mestre, ma scompare lasciando ricordo, insomma. Credo che via Gino Allegri abbiamo percorso tutti e forse adesso sappiamo un po' di più perché si chiama così. Assolutamente, grazie a Paolo Borgonovi per averci fatto conoscere Giorgio, Carlo, Gino e la signora Teresa, la First Lady, la prima First Lady di Mestre. Allora, il nostro viaggio continua e noi la nostra città la conosciamo per come la vediamo, ma ovviamente non aveva un ospedale, non aveva illuminazione, non aveva l'acquedotto, qualcuno ha dovuto pure pensarlo. Quindi, non era una città. Non era una città, allora cerchiamo di capire come è diventata città e grazie a chi? Con Sergio Barizza. Grazie a lui. Cercherò di essere un po' sintetico, se no le cose vanno avanti troppo a lungo. Ricordo una trentina di anni fa, quando il professor Mario Nenghi mi chiese di scrivere la storia di Mestre. Passai alcuni giorni di crisi, diciamo pure. Non sapevo da che parte cominciare e non sapevo neanche letteralmente che cosa scrivere, perché no, perché ho detto adesso non era una città, no. Se uno si mette a fare anche un americano la storia di Venezia, basta che vada all'archivio di Stato, trova documenti a montagne, basta solo che scelga una strada. Ecco, io ho avuto la fortuna che in quel momento stavo ancora mettendo a posto l'archivio storico del comune di Venezia, dove a cominciare da quel fatidico 1926 ci sono tutta una serie di cose che invece riguardano Mestre, e come capita sempre su alcune cose richiamavano gli uffici che erano intelligenti e diligenti, non tanto come adesso, richiamavano le cose precedenti, per cui in alcuni fascicoli si trovava una storia che andava indietro di 200-300 anni. Ricordo ancora per esempio che il mio amico Capitanio, con l'impressione che sia morto, credo che qualcuno di voi forse lo conoscevano, che era di Mestre, che era appunto una dirigente del patrimonio. Una volta sono andato a trovarlo e sul tavolo io ormai avevo l'occhio, vedo che ci sono delle carte tipiche del governo austro-ungarico, e gli dico: Luciano, cosa ti fa? Ti hai carte austriache, cosa serve le carte austriache? Tu devi fare adesso, no, il gestore del patrimonio adesso, cosa ti interessa sapere cosa capitava nel 1800? No, perché questa qua è il fascicolo che riguarda, guarda caso, Piazza Barche. E lì c'è un grandissimo contenzioso tra il comune e lo Stato, perché il canale, il fondo del canale,
è proprietà dello Stato, perché nella famosa legge del 1907 che ha dato il via al porto e che dopo non arriverà a provocare Porto Marghera e quant'altro, quel canale là veniva classificato come canale di primo grado, non so dirvi con precisione, ma comunque un canale, perché era addetto alla navigazione importante, perché dal porto di Venezia arrivavano le navi e a Mestre, proprio dove adesso c'è, avete presente in Laguna Palace e lì vicino via Sansovino, c'era una dependance del porto di Venezia che si vede ancora, se voi andate là, vero, dove che esempio che mangia il Gaeto, dove che una volta che c'era Ciano, adesso c'è Pizzeria Le Oche, dove che tanti mestrini hanno gli studi di architettura, di ingegneria, eccetera. Quelli erano depositi costruiti nel 1908 perché il porto di Venezia non riusciva più a raccogliere le merci che arrivavano. E allora il canale le scaricavano dalle navi su delle chiatte e con delle chiatte lo portavano là. E ora il canale era stato classificato di primo grado. La conseguenza cos'era? Che quando hanno interrato il canale, la parte centrale del canale, questo me l'aveva detto Luciano, mi ricordo benissimo, è ancora vero, la parte centrale del canale è ancora dello Stato, è terreno demaniale, capito? E mentre le strade in parte sono strade comunali. Allora uno guardando adesso la storia di Mestre, le poche testimonianze storiche che noi abbiamo, non parliamo dello schifo che stanno facendo sulle poche cose storiche, lo sapete tutti, ma quelle poche testimonianze storiche che abbiamo, di cui il Canale Salso è secondo me la più rilevante, perché dalla metà del 1300 fino alla metà del 1500, per 500 anni, è stato l'asse commerciale, proto-industriale, eccetera, di collegamento tra Mestre e Venezia. E c'era la città di Mestre, che non era una città, era ancora un paese, ma che viveva su questo. C'è quella famosa frase dell'ingegner Manocchi quando fa il catasto di Mestre nel 1817, che nei suoi appunti scrive: siccome ci sono un traffico continuo di barche che da Venezia vanno a Mestre continuamente, a Mestre ci sono circa 200, scrive 200, persone che vivono di questo traffico, vuol dire 200 famiglie, E perciò in questo senso dice 1811 Mestre è una contrada di Venezia, capito? Allora qua ci vorrebbe Piero Bergamo, perché nel 1811 eravamo una contrada. Poi, ed è quello che adesso dirò brevissimamente, con il crescere, perché l'Italia è arrivata tardi, gli austriaci si erano accorti, soprattutto dopo la rivoluzione del 48, di cui la colonna di Piazza Barche che hanno messo in un angolo, a far da deposito ai motorini intorno, eccetera, che è il ricordo più grande della storia di Mestre, più grande della storia di Mestre. C'è nessuno del comune qua, no? Perché appena l'hanno fatta hanno messo un cartello divieto di sosta di motorini e biciclette, dopo 2 giorni è sparito, chissà perché, no? Uno che viene da fuori vede sta colonna, non capisce cosa che ha sia, cosa che osserva, tutti i motorini intorno, dice cosa è questa roba, è vero? Provate a pensarci un momento. Ed è il segno più importante di quando Mestre, a livello di partecipazione alla lotta risorgimentale italiana, è diventata città, no? Legata al 48, alla difesa di Porto Marghera e a tutto il problema della resistenza di Venezia, per cui è una cosa formidabile, tant'è vero che i mestrini su quello per 50-70 anni avevano costruito la loro gloria, insomma, facendo dopo quella colonna, e ogni anno invitavano a venire dai comuni fuori, venivano da tutte le città d'Italia con i gonfaloni che avevano partecipato, no, alla guerra risorgimentale, e c'era una festa. Vi ricordate che qualche anno fa c'era da San Michele alla Sortita, vi ricordate? Ecco, quella cosa là, mea culpa, perché qualcuno non era contento, l'ho suscitata io, parlando con Gaetano Zorzetto, credo che ve lo ricordiate, il bravo Gaetano, sono passati ben 21 anni, morto nel 95. No? E quando io gli ho parlato di queste cose, ho detto: Sergio, e ora tiriamo fuori un po' questa storia, no? Se una volta gli faceva festa qualche volta, facciamo festa anche a noi altri, no? E ha inventato così sta storia, no? Siccome San Michele era il protettore di Mestre, l'ha sortita e ha fatto il collegamento, e per alcuni anni, se vi ricordate, dopo c'era anche qualcuno che faceva così il figurante, no? Con i fucili, con i scioppetti, eccetera. Comunque una cosa anche simpatica, diciamo, no? Ecco, però insomma era una maniera per ricordare questa cosa qua. Comunque veniamo a noi. Allora, questa contrada di Venezia non è più una contrada nel momento in cui
Mestre passa con tutto il Veneto sotto il Regno d'Italia e finalmente il porto di Venezia cresce. Gli austriaci l'avevano tenuto sempre sotto traccia perché privilegiavano Trieste, perché sapevano che presto o tardi Venezia l'avrebbero persa, no? E per cui il porto di Venezia si sviluppa subito dopo l'annessione al Regno d'Italia, dal 1867 in avanti, e nell'arco di 20-30 anni è già troppo piccolo, ve l'ho detto poco fa, che devono venire anche qua. Ecco, allora arrivano le merci, arrivano le prime industrie, e anche qua, dove potevano mettersi le industrie a Venezia? La Giudecca si è riempita di industrie, ne vedete i segni ancora adesso, basta guardare, no, il grande hotel Hilton oggi, che era il grande mulino Stucchi, dopo dietro lì c'era l'aereo, c'era la Jungans, c'era la birreria, c'era tutta una serie di tutta la Giudecca. Perché alla Giudecca? Perché Venezia, avete presente, credo avrete tutti visto il fotopiano, non c'erano spazi, dove li mettevi le robe? Gli unici spazi che c'erano erano da una parte e dall'altra, verso Sant'Elena, dove dopo di fatti lì vicino sono andati anche, no, i velivoli eccetera, no? Nella zona della Certosa lì vicino, appunto, no? E dalla parte di qua sul porto, però gli spazi si sono esauriti presto e per cui c'è bisogno di trovare spazi, e qua è il punto grosso. E allora cresce quando arrivano le merci, quando arrivano i commercianti, quando cominciano ad arrivare le industrie, la città cresce. E nel 1916, altra data da ricordare, sempre col 6, non so se ci sia qualcuno qua che crede alla Cabala, perciò il testo 6 che torna sempre. 1916, pensate, il comune di Mestre decide di chiedere ufficialmente il riconoscimento come città, di ottenere il titolo di città. Lo chiede nel 1916. Perché nel 1916? Perché nel frattempo si erano verificate le condizioni per le quali, in base a una legge del 1826, si poteva chiedere al governo, credo che questa legge ci sia ancora oggi, di avere il titolo di città. E le condizioni quali sono? Il paese che chiede deve avere superato i 10.000 abitanti, deve avere una storia, ed ecco per questo che è importante la colonna, deve avere una storia, deve certificare qual è stato il suo apporto alla storia nazionale. Vabbè? E difatti loro quando fanno la relazione parlano tantissimo della colonna, di Forte Marghera, degli insorti che erano qua, eccetera, no? E dopo deve avere soprattutto i servizi, ed eccolo qua, cioè deve avere l'illuminazione, deve avere i trasporti, deve avere l'ospedale, deve avere il macello, no? E avanti di questo passo deve avere i pompieri, deve avere l'acquedotto, no? Tutte queste cose qua. Gli edifici scolastici. E gli edifici scolastici, bravissimo, bravissimo. L'assistenza, no? Assieme all'ospedale anche l'assistenza organizzata. Ecco, nell'arco di quei 30-40 anni che vanno dall'annessione all'Italia fino al 1916, queste condizioni si erano avverate. E guardate che chi è riuscito a fare queste cose erano questi personaggi di cui Paolo ne ha parlato prima, almeno di due, no? Padre e figlio, il padre il primo e Carlo, quello della prima guerra mondiale. E lì dentro troviamo i nomi della borghesia mestrina, qui ho visto l'avvocato Ugo, no? Ticozzi e quello che dopo Allegri ha retto per 10 anni il comune, poi viene Berna, il tuo Berna, di cui parlerai dopo qualcosa, e poi tanti altri. E guardate che queste persone, io sono stato fortunato, avevo potuto scrivere quella storia perché accanto alle notizie che ho trovato nell'archivio di Venezia, poi a cominciare dal 1991, ho messo a posto anche l'archivio di Mestre, l'archivio comunale, e lì c'è proprio tutto. C'è proprio tutto perché? Perché un archivio di un comune piccolo, tu trovi tutto. Più grandi sono i comuni, più, scusate, il casino è grande, no? E viene confusione, eccetera, no? E più invece il piccolo c'è tutto, sono la storia delle famiglie, sono le iniziative, ma cosa volete fare la festa? Sì, chi è che vuole far organizzare la festa? Oh, ci sono i nomi dei comitati, cosa volete fare? Un ballo? E ci sono i nomi di quelli che organizzano il ballo. E allora che volete fare? L'ospedale? Sì, allora facciamo un comitato per l'ospedale, la storia dell'ospedale, per esempio in Azienda, cioè, è bellissimo, perché avevano cominciato ancora sotto gli austriaci a dire non possiamo portare la nostra gente a Venezia, dobbiamo fare un ospedale, allora avevano fatto qualcosa di privato. Poi verso la fine dell'Ottocento a un certo punto cominciano a dire no, dobbiamo costruirne uno noi, fanno un comitato, raccolgono i soldi, 50.000 lire, erano tante 50.000 lire alla fine dell'Ottocento, dopodiché a un certo punto fanno una verifica e i soldi non ci sono più, oddio, no? Chiamano il comitato, il presidente era il conte Jacopo Rossi, e quale dice
sì, non ci sono più, provvederò a vedere. E il giorno dopo si è ucciso e abitava dove adesso c'è la Cassa di Risparmio, era l'accanto, lo trovano sul letto con un colpo di pistola alla tempia e con le medaglie, perché era un reduce della rivoluzione del 48, si era messo le medaglie sul petto prima di occuparsi. La storia dice che era un uomo molto così allegro, piaceva tanto alle donne, il gioco, no, eccetera, per cui quei soldi probabilmente sono andati come sono andati. Cosa è capitato? Che il buon Berna è subentrato e ha cominciato a tirare fuori i soldi lui, capito? Ha comprato lui la terra, no? Ha fatto in modo che venisse istituito, prima ancora che l'ospedale ci fosse, pensate, che venisse istituito l'ente morale che poi avrebbe dovuto governare, amministrare l'ospedale, e nel 1906 viene inaugurato l'ospedale, quel poco che i resti che se ne sta in pieno, il famoso buco nero che c'è qua adesso, no? Perché praticamente quando hanno distrutto tutto hanno lasciato 3 padiglioni, il primo che è quello del 1906, che è quello titolato a Pozzan, perché Pozzan è stato il primo primario, e mi piace ricordare sempre a questo livello che uno dei suoi aiuti era il dottor Carlo Zille, che ha il nome di un mio grandissimo amico che non sta tanto bene. Era una grossa famiglia mestrina che abitava qui in Riviera 20 settembre, no? C'erano 2 professoresse anche, che tanti mestrini forse ricorderanno, no? La Esther e la mamma di Carlo. E l'ospedale. E allora quel pezzo là, poi c'è l'altro pezzo che è quello dove c'era l'ingresso vecchio, se voi andate, no, da via Antonio da Mestre c'è ancora l'ingresso vecchio, solo che è murato, si entrava da là, è quello intitolato a Cecchini, perché questo Cecchini era un personaggio incredibile, anche questo aveva molte campagne, molti soldi, è quello che ha voluto il tram, di cui dirò tra poco, e che era anche dentro la commissione dell'ospedale. Vedete sta gente? Quello che è stata la crescita della città, al di là che hanno fatto l'acquedotto, l'ospedale, eccetera, era che tu ritrovi dentro i documenti sempre queste persone, sono una ventina, sono sempre quelle, sono i più facoltosi, i più reischei, che però mettono i soldi per la loro città. Questo è un grandissimo insegnamento. Non trasportatelo pari pari all'oggi e non fate questo sbaglio che fanno in tanti. Non si possono cambiare i tempi, sono cambiati i modi, è cambiata la vita. Però questo è un esempio grossissimo di come una città cresce. Quando c'è della gente, no, che riesce a incanalare le cose e a fare in modo che la gente si ritrovi dentro l'ospedale, nelle scuole, nell'istituto. Poi quando Berna muore, poi dirai tu qualcosa, no? Lasciano tutto alla sorella, la quale si metterà in rapporto con Don Orione e fanno il Berna, che c'è ancora adesso, no? In via Bissuola, prima era qua in via Manini, ecco, no? E capito però, e per cui è veramente una cosa incredibile. L'acquedotto è un po' lo stesso, cominciano a parlarne nel 1904, voi tenete presente che a Mestre cominciano a parlarne nel 1904. Venezia aveva l'acqua dell'acquedotto del 1884, 20 anni prima. E quando hanno fatto, perché il primo acquedotto a Venezia l'hanno fatto prendendo l'acqua dalle foci del Brenta, dove finisce la Seriola, il canale che dal Dolo arriva in laguna, e prendevano da là. Poi si erano accorti che il canale, insomma, passava per i campi, anche se non c'era molto inquinamento come c'è adesso, però insomma c'era le vacche in giro e cosa, per cui l'acqua poteva benissimo essere un po' inquinata, tanto è vero che ogni tanto arrivava qualche epidemia di colera, no? E allora hanno fatto il tubo dell'acquedotto portando l'acqua a Venezia, da Sant'Ambrogio. Avete presente, se voi dal Croseron de Scorsè c'è a destra e andate verso il Ponteo, il primo paese che trovate è Sant'Ambrogio, e passate nella zona, basta che girate gli occhi e vedete tutta una serie come dei tombini di cemento. Uno dice: cosa dichiarò? Sono i pozzi dell'acquedotto di Venezia, perché l'acqua sotto, quella è una zona di risorgive. È vero che il Marzemolo nasce di vicino, no? A Resana, sì, lei da sì, che è proprio acqua di risorgiva molto bella, insomma. E dopo, quando il comune di Mestre decide nel 1904 di fare il suo acquedotto, va a prendere le acque, praticamente anche lui in una zona di risorgiva vicino a Zero Branco, no? Capito? Per cui vedete che le cose anche un po' si legano. E l'acquedotto lo inaugurano, pensate, nel 1912, vedete che siamo sempre all'interno di quell'arco di tempo. E in quel momento, quando inaugurano l'acquedotto, viene pubblicato un pamphlet che tempo fa mi pare che anche il Centro Studi Storici ha ristampato con molta attenzione, di Mario Crepet, non so se sia parente del che va sempre in televisione, non lo so.
Mario Crepet, in quale fa la storia proprio di come la città di Mestre sia cresciuta grazie a questi servizi, no? Poi c'è il gas. Ma sai, una società mestrina del gas, pensate, fatta sempre le stesse persone, tu trovi dentro Matter, trovi dentro Pallotti, trovi dentro sempre gli stessi, no? Perché avevano i soldi e li investivano, tant'è vero che il gas a Mestre è stato fatto da una compagnia a cui capo c'era il signor Armando Battistella, altro cognome che a Mestre gira sempre, e che a un certo punto hanno fatto il gas per rifornire le industrie, capito? Non le case, le industrie. Perché era funzionale per le industrie, e dopo, quando negli anni 30 è stato assorbito dall'Italgas. E un ultimo cenno, non vado molto svelto, vorrei farlo per i trasporti. Guardate che Mestre ha un primato regionale, non so se italiano, ma regionale senz'altro. Perché con la storia del collegamento con Venezia, dal 1891 hanno prolungato la strada accanto al forte e sono arrivati a San Giuliano con un tram a cavalli. C'è una famosa foto, no? Che vedi questo tram a cavalli che sembra una steppa siberiana, non c'è niente attorno, e che arrivava fino a San Giuliano. San Giuliano, che era a Caponera, si chiamava, no? Il vaporindo, che la gente dentro c'era come i poastri, no? E che andava a Venezia, su e giù. Nel 1904 questo tram, le stesse vetture, le stesse stazioni eccetera, diventano elettrificate. 1904 è il primo tram elettrico del Veneto. Ci siamo. Mestre che non esiste neanche nella segnaletica stradale, perché ogni volta che io arrivo dall'autostrada da Trieste vado sempre, e Mestre non esiste nel cartello. Tu vai fuori dall'autostrada, se uno viene da Lubiana e ha un amico a Mestre che non gli è stato attento a dire guarda che quello non sa dove andare, non c'è neanche il cartello Mestre. Il cartello Mestre lo trovi dopo, quando vai fuori, ma non sull'autostrada. Cioè ci sono delle cose assurde. Cioè Mestre non esiste solo perché non ha il sindaco, non esiste neanche sulle carte, sulle mappe, è veramente una cosa proprio assurda. E ha avuto il primo tram elettrico, perché quando l'ho scritto apposta per non sbagliare, a Padova arriva il tram elettrico nel 1907, a Verona nel 1908 e a Treviso nel 1910. Il tram interno a Treviso arriva nel 1910, quando nel 1909 da Mestre era già arrivato il tram, ma il tram di Mestre arrivava a Treviso facendo tutto il terraglio. Sono sicura che non si fermava come il nostro. E gli avevano fatto anche, per i più vecchi si ricorderanno, il cavalcavia per superare i 4 cantoni la ferrovia, perché sennò il tram con l'elettrico col treno non c'era. E gli avevano fatto un cavalcavia solo ed esclusivo per il tram, per superare la spinale dei 4 cantoni. Questo nel 1904 viene elettrificato, ma sapete perché? E qui la storia si conclude. Perché in quel momento c'era un certo signore che si chiamava allora solo semplicemente Giuseppe Volpi, che poi sarebbe diventato conte di Misurata con quant'altro, il quale aveva cominciato a produrre energia elettrica in quantità nella zona della Cellina e nella zona del Cadore, no? E si era portato l'energia elettrica qua e non sapeva cosa fare perché nessuno consumava energia elettrica, non c'era niente. I stabilimenti erano pochissimi, quelli che funzionavano a gas. Allora lui è andato al comune di Mestre e gli ha detto: se vuoi ti do l'energia elettrica per fare il tram. Cioè non è che il comune di Mestre ha inventato chissà cosa, ha trovato, diciamo così, il buon pastore sulla strada, il samaritano sulla strada, però l'importante è questo. E nel 1907 la Cellina, che poi diventerà Sade nel 1909, fa quella centrale di, non so come chiamarla perché non sono un tecnico di collegamento, che c'è ancora. Se voi andate adesso all'incrocio tra via Sansovino e viale San Marco, dove stanno costruendo un quartiere mega puntini, c'è lì queste occhiaie vuote, quella grandissima costruzione che per fortuna la sovrintendenza ha bloccato come archeologia industriale, perché su altre cose la sovrintendenza non è stata molto attenta, non è stata attenta su Piazzale Donatori di Sangue, non è stata attenta qui sul Marzenico, non è stata attenta qui davanti su dove stanno facendo il museo, perché hanno distrutto le due mangiatoie, chiamiamole così, che erano il ricordo di quando lì c'erano i riparti di cavalleria anche durante la guerra,
no, erano state vincolate, pensate Mestre cosa capita, erano state vincolate dall'assessore Ricchiato, non so se Gianfranco sia qua, mi pare di no, e hanno tirato via il vincolo. Perché? Perché dovevano fare il buco per fare il garage per il museo. Insomma, non so, io ci penserei un pochino su. Se tu distruggi la documentazione storica di una città, che è ciò che la città ha prodotto, è vero? Ciò che la città ha fatto, quello che questa comunità ha cresciuto negli anni, dopo arriva il deserto, dopo, sapete? No, è inutile che ci meravigliamo dei marocchini o dei ghanesi o delle altre robe, perché noi altri non avevamo niente di cui attaccarsi, se no non è vero. E se vogliamo, per esempio, inglobare bene gli altri che arrivano, dobbiamo avere una coscienza vera di quello che siamo, di quella che è stata la nostra storia, di cosa abbiamo prodotto, di come ci siamo evoluti, di cosa abbiamo sofferto, capite? Perché sennò veramente non fuori niente. Ultimissima soluzione, Teresa Chittarini di cui parlava lui, no? Che era la moglie di Carlo Allegri. Noi abbiamo presentato proprio qua a maggio, mi pare, no? Un libro che è quello che mi ha dato più soddisfazione umanamente, un libretto con dentro 100 lettere di mestrini al fronte durante la prima guerra mondiale, e le lettere sono conservate qui sotto nell'archivio del Duomo, che è proprio qui sotto, no? Qualcuno dirà, ma perché come mai nell'archivio del Duomo cosa 100 lettere? Perché tantissima gente era analfabeta, scrivevano al parroco, il parroco era il punto di riferimento di tutto. Lì è stato intelligente il parroco che non ha buttato via le lettere, le ha messe via e sono ancora là. Insomma, no? Ecco, lì traspare, no? Mentre dai lavori fatti, dall'illuminazione all'ospedale, al tram, eccetera, traspare, come dire, l'attività di questa gente che riesce a creare una città. Lì si vede l'umanità dei mestrini. Ci sono delle lettere scritte in dialetto, delle cose che ti strappano il cuore, di gente che sogna di tornare sul Canal Sasso a lavorare, che sogna la famiglia, che non ne può più della guerra. È una cosa, e lì vedi anche lì il segno di una città. Per cui teniamoci bene le nostre memorie, teniamoci bene e teniamole bene. Grazie anche a Mestre Mia per questo e grazie a voi che mi avete ascoltato. Grazie a Sergio. Sicuramente con grande passione. Ci ha raccontato di queste famiglie che ritornano, e una famiglia che ritorna è senz'altro quella dei Toniolo, in particolare di Domenico Toniolo. Ce ne parla il dottor Luca Sbrogio. Buonasera a tutti. Invece io vi parlo del centro cittadino, come viene configurato dagli interventi di Domenico Toniolo a partire dal primi del Novecento sino praticamente al 1920. La città moderna in realtà è fatta, cioè si distingue la città moderna, quella ottocentesca, da quella medievale per l'esistenza non solo dei servizi, quindi una fognatura, l'ospedale, un sistema di trasporto pubblico, un acquedotto, eccetera, ma anche per una serie di quelle che la critica chiama attrezzature urbane, cioè di servizi invece deputati proprio all'attività urbana, quindi una passeggiata, una galleria, un parco, un luogo dove si può svolgere la vita della città. Noi vediamo come l'attività di Toniolo è volta proprio alla realizzazione di queste attrezzature e per alcuni aspetti si riconnette a temi che erano stati già affrontati nell'urbanistica ottocentesca delle più grandi città d'Europa come Barcellona o Parigi, adesso insomma fate le debite proporzioni ovviamente. Ecco, qui vediamo la nostra l'ortofoto della città attuale, vediamo che è difficile leggere all'interno dell'espansione edilizia novecentesca quella che è la struttura urbana, molto chiara invece per esempio nel catasto del 1809, nella quale vediamo fondamentalmente una rete di strade e una rete di fiumi che attraversano la città. E proprio sulla strada sorge la città di Mestre, poiché abbiamo questo tratto a Z di questa corriera postale che era la strada regia che attraversava la città e che collegava da un lato Milano e dal lato l'Austria. Quindi Mestre è sì effettivamente attraversata da due punti di attraversamento principale, la via d'acqua, il Canal Sasso verso Venezia, e la via di terra che invece è la corrente con le terre dell'impero, perché ancora parliamo ovviamente dell'impero austriaco.
Qui leggiamo invece questo è un mio disegno nel quale si interpreta, si dà un'interpretazione alla città, che in realtà è strutturata con una serie di borghi che vengono appunto inanellati dalla strada postale e tra un borgo e l'altro sono collocati dei ponti. Questo tema dei ponti tornerà nel corso della storia, poiché, che vedremo anche successivamente, poiché si collocano in quelli punti che sono i punti più significativi dell'abitato. Infatti noi abbiamo, oltre all'area della piazza, che viene comunque occupata periodicamente dal mercato, che viene occupata anche da tutta la capolinea di tram, che invece si espandono a raggiera verso le campagne. Abbiamo poi ulteriori punti significativi, come appunto il ponte della Campana, che rappresenta una strettoia comunque all'interno dello spazio urbano, perché spesso frequentemente si ricorda questa brusca curva che dovevano fare i tram per poter arrivare in piazza. Poi ancora altri elementi così retaggio di un certo passato medievale sono ritenuti per esempio il portico dell'Osteria alla Rosa, che sporge nella via Rosa che andava invece verso Milano. E infine poi un quartiere, una zona che ancora non è parte della città è quella dei Sabbioni, che si tratta di questi terreni che si estendono a nord e a sud del fiume, a monte del ponte della Campana, e che erano frequentemente soggetti ad allagamenti, che diventano invece il centro, che vedremo che diventeranno il centro della nuova vita della città. Infatti agli inizi del Novecento, come già ricordava il dottor Barizza, siamo nel 1910, la popolazione di Mestre ha una crescita veramente importante, viene ricordata come la più alta in tutta quanta Italia per l'epoca, e in particolare questo è dovuto alla presenza di numerose attività industriali, ma anche per esempio delle numerose caserme, una serie di servizi quindi che attraggono la ferrovia, che quindi attraggono molta popolazione. In particolare abbiamo da un lato due grandi interventi edilizi, da un lato quello di Domenico Toniolo, che vediamo qui in alto, che queste case che realizza sui quartieri, sulla zona malsana dei Sabbioni, sono delle villette di tipo inglese, e poi invece abbiamo il quartiere dei Ferrovieri, che invece viene realizzato per iniziativa pubblica con delle case d'affitto. Ora, anche qui in realtà vediamo come esistono due modelli per entrambi queste tipologie di interventi: un modello inglese per le villette di Toniolo e un modello invece più di tipo germanico, usato per esempio a Berlino, per quanto riguarda i fabbricati d'affitto, disposti invece secondo una maglia regolare. Sono degli interventi anche piuttosto importanti da un punto di vista dell'estensione planimetrica, che rappresentano una buona quota dell'abitato allora esistente. Torniamo però a quell'altro aspetto, quindi da un lato l'aumento di popolazione, da un lato il percepire lo spazio urbano come ristretto, come appunto inadeguato a quelle che sono le esigenze di una nuova città. Per questo motivo, come per esempio anche era stato sentito il bisogno a Parigi o anche in altre città italiane, alcuni fronti stradali vengono rettificati. Ad esempio quello che immette alla piazzetta, quella che all'epoca si chiamava Corte dei Fanti e che oggi è la piazza del Teatro Toniolo, insomma piazza Cesare Battisti, dove viene realizzato questo fabbricato con la torre ottagonale che vediamo lì in alto, e poi anche questo fabbricato con il portico che serviva per mettere al sicuro i pedoni dal tram. Poi abbiamo la rettifica e l'intera realizzazione del fronte stradale su Via Poerio, e infine anche l'eliminazione del porticato sporgente dell'Osteria alla Rosa e la costruzione invece di quello che è il fabbricato che oggi fa angolo, quindi una rettifica completa del fronte stradale. Anche il fiume, il famoso ramo sud del Marzenego, che oggi è stato riscoperto, in realtà viene sentito come un ostacolo, come un intralcio allo sviluppo della città. Per questo motivo, a partire dal 1908, viene progressivamente coperto con delle strutture. Quindi abbiamo, subito dopo la realizzazione del quartiere da parte di Domenico Toniolo, un primo tratto di 100 metri coperto, poi un secondo ulteriore ampliamento verso nord quando viene realizzato il fabbricato invece di fronte, simmetrico alla galleria,
Poi ancora il ponte invece che serviva al mercato, che era stato trasferito all'inizio degli anni 20 nell'area di Via Allegri, quindi dalla piazza era stato spostato. E infine ancora poi le ultime espansioni, in cui ancora la costruzione, in occasione della costruzione della banca, quella che oggi è l'ex emeroteca, e poi ancora dell'epoca del comune di Venezia, da parte dell'ingegnere Eugenio Miozzi, e poi gli ultimi tratti coperti della Riviera 20 Settembre e di Piazza Coini. Quindi vediamo, confrontando l'area la stessa area, quindi dei Sabbioni nel 1809 e nel 1929, vediamo come la città moderna vi si insedia completamente, cioè prende completamente il sopravvento. E non solo ci sono servizi, il macello, l'ospedale, la sede della Teanvie, ma ci sono anche queste attrezzature di cui parlavamo prima. Quindi il teatro, la galleria, un cinema, e poi degli ulteriori edifici che si attestano nell'area di Rosa, del piazzale Candiani, del piazzale Sicilia, del piazzale l'ex Foro Boario, e poi ancora più tardi di Via Poeri. Ma chi era appunto questo Domenico Toniolo di cui tanto parliamo? Ecco, Domenico Toniolo è questo impresario edile che aveva cominciato la propria attività da Cappuccina con diverse costruzioni, aveva avuto questo exploit, se vogliamo, del quartiere dei Sabbioni, ma ha una grande intuizione che è quella di un nuovo quartiere, di un nuovo polo urbano attestato su un complesso che trae ispirazione da Milano. Quello che Mengoni aveva realizzato appena una quarantina d'anni prima, siamo negli anni 70 dell'Ottocento, quindi una galleria vetrata che unisce la piazza principale della città, rifatta per l'occasione, quindi la piazza Duomo di Milano viene completamente rifatta in quell'occasione, con la piazza del teatro. E anche a Mestre viene riproposta la stessa struttura e quindi si realizza una galleria vetrata che unisce il teatro con lo spazio urbano, un nuovo spazio urbano ricavato dal fiume. Questo che vediamo nel disegno che ha recuperato l'archivio comunale di Mestre rappresenta una situazione un po' intermedia, perché viene disegnato il fiume Mazzenego davanti alla galleria, ma in realtà a quest'epoca era già stato coperto, perché viene ripreso il catasto, quello austro-italiano, quindi che era ancora invece, non era ancora stato aggiornato. Però l'intuizione chiaramente c'è un modello molto evidente di quest'idea. Tuttavia, nonostante la concezione unitaria, non è unitaria la realizzazione del complesso, probabilmente per renderla più accetta, più digeribile da parte non solo delle istituzioni ma anche della popolazione. Quindi abbiamo la richiesta del permesso per il primo fabbricato sul lato ovest nell'ottobre del 1910, l'anno successivo per il fabbricato simmetrico sul lato est, e solo nel giugno del 1912 abbiamo invece la costruzione, la richiesta per la Galleria Vetri. Il complesso viene inaugurato anche questo nell'ottobre del 1912. Per quanto riguarda la progettazione, Domenico Toniolo, che in precedenza aveva sempre presentato in autonomia i propri progetti, si avvale della collaborazione dell'ingegner Giorgio Francesconi, probabilmente vista la complessità comunque del progetto, richiedeva insomma la figura di un tecnico che potesse dare alcune indicazioni. È molto interessante notare come venga presentato un solo prospetto, che è questo che vediamo in alto, che è quello della galleria, sul lato della galleria. È un prospetto che viene adattato con certe modifiche alla planimetria anche piuttosto articolata dell'edificio, e che vediamo qui, che mi sono occupato di restituire. Per quanto riguarda la struttura invece della galleria, ecco, ovviamente qui bisogna tenere conto che si trattava di un'architettura più complessa, quindi viene adottata per esempio a livello di struttura, insomma, viene adottata una travatura reticolare più semplice rispetto agli archi in ghisa che erano stati fusi in Inghilterra e importati appositamente tanto per le gallerie di Milano quanto per le gallerie di Napoli, rispetto appunto a queste. Ovviamente la trave reticolare permette di usare pezzi più piccoli, quindi meno costosi, più facilmente reperibili, quindi più adatti in un contesto che siamo ancora insomma di provincia, ecco. Però al di là insomma del paragone maggiore, anche per esempio in un'altra struttura come la Galleria Mazzini di Genova, vediamo che si avvicina abbastanza
a queste strutture. È chiaro che l'intento di Toniolo è molto significativo, cioè voler avvicinare la città di Mestre alle principali città del Regno d'Italia, quindi Milano, Napoli, Genova, Torino e Roma. E considerando che Roma, la Galleria di Roma, la Galleria Colonna di Roma, è di 2 anni successiva alla Galleria Toniolo, quindi è stata realizzata dopo in realtà. A completare il complesso abbiamo il teatro, che viene disegnato sempre dall'ingegner Francesconi, viene costruito tra il 1912 e il 1913, invece su linee più classicheggianti. Infatti viene adottato un linguaggio invece per la galleria più improntato al neorinascimento, che è quello in voga per gli edifici pubblici dell'epoca in Italia. L'idea però non si ferma qui, perché il progetto vuole investire anche l'intera Via Rosa, quindi all'epoca avevamo avuto la possibilità di intervistare gli eredi di Domenico Toniolo, che ci avevano parlato di un'idea di ampliare la galleria anche al di là del fiume. Quindi non solo nel 1919 viene realizzato un fabbricato nuovo sulle stesse linee di quello della galleria, ma questo fabbricato deve essere probabilmente completato da un fabbricato simmetrico con un'ulteriore galleria a vetri, che vediamo qui. A questo punto chiaramente il prospetto, il fronte stradale su Via Rosa assume un significato urbano completamente diverso rispetto a quelle che sono le vie circostanti. Quindi abbiamo in rapida successione il teatro, la galleria, questo ulteriore fabbricato destinato al cinema con in previsione un'altra galleria e poi una serie di edifici che, per quanto più dimessi, cercano di mantenere le stesse linee, le stesse caratteri di urbanità che si era cercato negli edifici invece più grandi. Alcune liste ricostruttive del complesso, come era stato pensato da Toniolo, quindi con le 2 gallerie affrontate, e chiaramente si sarebbe configurato uno spazio urbano di grandissima qualità, di grandissima presenza scenica nel panorama, ovviamente, che poteva effettivamente competere con i modelli che adesso, insomma, con le debite proporzioni che ci si era posti. Pertanto, quindi, in conclusione, vediamo come l'attività di Domenico Toniolo ci regala non solo, cioè capisce che la città si fonda non solo sulle case, non solo su un'espansione residenziale, ma anche sulle attrezzature, cioè su ciò che fa la città. E quindi questo è l'elemento che fa la città moderna. Quindi, infatti, io penso che Domenico Toniolo avesse cercato un modo per tradurre le esigenze di modernità dei mestrini, dare un'attuazione concreta. Da un punto di vista, tuttavia, così, se vogliamo, oggi possiamo fare col senno di poi, possiamo fare un'analisi, una critica, ecco. Diciamo, da un lato la ricerca di una modernità, quindi la ricerca di nuovi spazi urbani, la rettifica dei fronti stradali, o anche la ricerca, per esempio, di avere maggiori spazi, no? Perché pensiamo, tutti questi edifici hanno i fronti smussati, gli spigoli smussati, così che agli incroci stradali vi sia più spazio. È un'idea che viene mutuata, è proprio un'idea proprio dell'urbanistica ottocentesca questa. Al contrario, invece, sopravvivono elementi tradizionali, perché si continua a utilizzare il linguaggio degli stili, quindi un generico neorinascimento, se vogliamo, in salsa un po' veneziana, così viene interpretato da Francesconi, però è un linguaggio tradizionale, e lo stesso si utilizzano materiali collaudati, come possono essere, e lo stesso anche le tecniche costruttive, quindi parliamo di strutture verticali in mattoni e solai in legno, quando per esempio Donghi negli stessi anni, del 1914-1921, per la sede di ingegneria sta già usando il cemento armato, che però siamo a Padova. Quindi chiaramente è nel senso una lettura tutta mestrina di questa idea di modernità. Noi ringraziamo Luca Sbrogiò per averci fatto vivere questi spazi che noi guidiamo, e ringraziamo soprattutto Domenico Toniolo per averli realizzati e per aver pensato in grande la nostra città, per aver cercato, copiando quello che succedeva in altre città più grandi, di innalzarla. Ecco, ci piacerebbe che anche adesso Mestre venisse trattata esattamente allo stesso modo.
Ci occupiamo della crescita della nostra città anche sotto altri aspetti, che sono aspetti più morali, di crescita anche scolastica, e non possiamo non parlare di una figura importante come quella di Pietro Berna. Lo facciamo con Don Paolo Clerici, benvenuto. Buonasera a tutti. Sono un po' una voce fuori coro, nel senso che non sono mestrino, mi hanno invitato, però il Sergio Barizza diceva sapere la propria storia è importante, stabilisce identità. Dove non c'è storia non c'è identità, no? È la fatica di Mestre, che è sempre vissuta un po' come dépendance di Venezia, questo ha portato un po' alla fatica del rispetto dei pochi magari elementi che fanno la propria storia. E questo è anche un po' il discorso che faccio io. Uno dice ma cosa ci fai qua? Non lo so perché mi hanno invitato, io chiaramente sono impegnato altrove, e però mi sono messo per amicizia un po' a fare la storia dell'Istituto Berna, che faccio un po' lentamente quando ho un po' di tempo, su tutti un po' i documenti, e per cui l'incontro, eccoci, con il commentator Pietro Berna, farmacista, per cui ho accettato un po' di venire, anche perché il tempo a disposizione era poco, quindi un po' di notizie erano per dare anche significato, per cui dicevo, ecco, anche per me è un senso un po' di riconoscenza. L'Istituto Berna c'è ed è legato a questa figura che ha avuto una grande importanza nella storia di Mestre come comune, da essere definito nume tutelare della politica mestrina per più di 60 anni. Se prima, ecco, i magnati che avevano così il potere politico su Mestre venivano da Venezia, la prima cosa che posso dire con verità, penso tu confermami oppure negami, è veramente un mestrino doc, è un autentico mestrino. Nasce in questa Mestre il 10 luglio del 1835, vi muore il 3 maggio 1919, 84 anni, quindi direi una cosa molto importante. Se mi permettete leggo, anche perché dalla storia l'ho trovata molto vera, anche se il genere letterario è un po' commemorativo. Il 10 luglio del 1919 il senatore Conte Filippo Grimani al Consiglio Provinciale di Venezia commemora Pietro Berna e dice queste parole: per circa un quarto di secolo Pietro Berna fu membro di questo Consiglio Provinciale, dove per la sua opera sempre informata al pubblico bene, per le sue ottime qualità e doti, egli vide formarsi e accrescersi la simpatia e la stima dei colleghi, finché per l'età divenne oggetto di profonda e sincera venerazione. Fu per 9 anni deputato provinciale, per un biennio presidente della deputazione. L'Istituto degli Esposti lo ebbe attivissimo presidente, ne fu emanazione di questo consesso di cui non fosse parte, come il Consiglio Provinciale Scolastico, la cattedra ambulante degli agricoltori, la giunta di vigilanza dell'Istituto Tecnico e Nautico, la commissione pellagrologica, i consorzi tranviari. A Mestre, di cui fu cittadino eminente, esercitò con onore le funzioni di sindaco e più tardi quelle di presidente dell'ospedale civile. Alto nella stima e nella nostra affezione, Pietro Berna era salito a una posizione che ben lo poneva al di sopra di ogni questione di parte. E in ogni parte ebbe infatti amici costanti e devoti, perché sereni e equanimi sempre i suoi giudizi, perché l'uomo integro, affabile e cortese non ispirava che simpatie. Pietro Berna fu uomo di larghe vedute, alieno da preconcetti, non restrinse la sua attività ai problemi di oggi, ma guardò all'avvenire e fu amante di ogni progresso. Amò la patria e via dicendo. Chi è questo personaggio? Era quindi un uomo stimato dai suoi concittadini, dalle autorità civili, religiose, la sua rettitudine, la sua prudente capacità anche di governo. Era farmacista di professione, famiglia di alta borghesia con molte proprietà in Mestre e nei comuni limitrofi, Favero, Zelarino. L'abitazione che ospitava la farmacia è questa qua davanti. Mi sono fermato a leggere la lapide famosa, è la farmacia che era dei farmacisti reali, adesso ho visto che c'è scritto Zannini. Era al Ponte della Campana nel 1878, ricordando il 50° anniversario della sortita di Marghera.
permise di apporre, erano due le iniziative, adesso non dovevo sto qua a fare questa storia, un modesto obelisco oppure una lapide che ricordasse il Trentesimo, e lui permise che sulla facciata della sua farmacia si mettesse la lapide ricordo, mentre la sua casa era in via Manin, via Daniele Manin 120, ed era così, diciamo, meta di moltissime persone che andavano a chiedere aiuto economico, ma anche consigli di lui. È stato un ottimo amministratore. Adesso non devo star qua a citare tutte le presenti, cito solo la costruzione dell'ospedale, che non è riuscita a decollare se non grazie al Pietro Berna. Una piccola lapide che adesso non ho più trovato, ma ricordo 10 anni fa ho visto ancora, nella parete esterna della cappellina eretta all'interno dell'area ospedaliera, faceva memoria che i fratelli Pietro e Maria Berna avevano donato alla città di Mestre il terreno per la costruzione dell'ospedale civile inaugurato nel 1919 dalla regina Elena. Aveva dato 20.000 lire la sorella per costruire la cappellina neogotica, ricordo, all'interno. Ma ripeto, la storia dell'ospedale è molto lunga, è scritta molto bene, l'ha ricordata anche il dottor Balizza. Mentre invece, ecco qua, dopo l'unità Mestre aveva poche decine di fanali per la illuminazione. Era illuminata semplicemente Piazza Barche, Piazza Maggiore e l'entrata della stazione ferroviaria con olio d'oliva. Dico bene? Olio d'oliva. Ecco qua, i deputati Girolamo Allegri e Pietro Berna dettero la soluzione al problema dell'illuminazione pubblica facendo un contratto con l'impresa veneta per l'illuminazione ad olio di schisto. Era una ditta di Valdagno questa, e poi è nata l'Unione Cooperativa del Gas in Mestre, ed ecco qua, importantissima sempre, sia negli affari ma anche nel dirigere poi le varie associazioni, compare sempre questo personaggio che è il Pietro Berna. Lascio perdere la costruzione famosa dell'asilo, mentre invece Venezia aveva moltissime attività per i bambini orfani e via dicendo. Dopo l'unità Mestre non aveva nulla di questo genere, per iniziativa un po' sempre della borghesia, i commercianti, gli imprenditori, i bottegai. Un asilo è durato, direi, molto poco, dal 1871 al 1874. Anche qua il Pietro Berna sarà un grande benefattore, così come è successo, si è stato ricordato che si chiedeva il nome di città a Mestre. Ecco, ci è stata formalizzata la richiesta il 27 dicembre del 1916, e tra le cose indispensabili, oltre alla storia, le scuole, i rispettivi edifici scolastici. E poi c'è stata la famosa legge Coppino del 1923, la legge Coppino che è del 1877, con l'obbligo scolastico. Le prime 3 classi elementari, chi si è dato molto da fare, sia per la costruzione degli edifici scolastici e poi per indurre la gente a mandare i figli a scuola. Abbiamo la presenza sempre, diciamo, del commendator Pietro Berna. È lui che tratta gli affari quando bisognava portare, dava fastidio tutta l'attività commerciale del bestiame che c'era in piazza Maggiore. Chi è che inizia le trattative per spostare fuori, no? Di fronte alle proprietà del conte Giuseppe Bianchini. È stata la grande prudenza di Pietro Berna, che tratterà un po' per cedere con grandi problemi. Come ha difeso gli interessi del comune quando nell'ampliarsi delle piazze e dove si creavano i negozi, con la finalità sempre, direi, molto, molto positiva: rendiamo bella Mestre. Si occupavano gli archi pubblici, per crearci si creavano anche dei bei negozi, ma intanto si portava via il suolo pubblico. Il Berna ha alzato la voce contro Agostino Tozzi, che mandava avanti la sorella, visto che lui è in politica, la sorella Elvira, e perché appunto c'erano delle proprietà che dovevano essere comunali. Eccoci qua, soprattutto il Pietro Berna ha alzato la voce con le critiche violentissime, perché appunto gli interessi del comune fossero difesi. È bello anche pensare, ecco qua le sue visioni anche avanguardiste, quando appunto i mestrini puntavano compatti sul progetto di un nuovo ponte. C'era solamente quello ferroviario come collegamento diretto tra la città di Venezia e il suo entroterra al canale, le lente barche che lo risalivano. Ormai nessuno credeva più come motore di un possibile sviluppo per Mestre. Ed ecco qua l'idea
del ponte, nuovo ponte, ed è qua anche la prima firma, almeno per Mestre, che è stata posta, appoggiata, di Pietro Berna. Ma che cosa poi leghiamo il ricordo di Pietro Berna? Ecco qua per me si fa anche dovere come sacerdote dell'opera di Don Orione. A un certo momento, poi parlerò dei suoi momenti politici molto velocemente, la sua attenzione verso i ragazzi poveri ha esplicito riferimento nelle sue ultime volontà. Testamento del 15 settembre 1909, muore nel 1919. Lascia tutto alla sorella Maria. Bellissimo il testamento dove dice appunto: non ti preoccupare, ho già fatto le ricerche, non c'è nessuno che potrà rivendicare la nostra modesta, che invece era cospicua, proprietà. Lascio tutto a te, a te dunque lascio quanto indiviso con te e quanto possiedo di mia proprietà personale. Concedimi però alcune considerazioni sulla destinazione a venire della modesta nostra sostanza, della quale diventi libera ed assoluta proprietaria. Io penso quindi ad un'opera buona. A quale quest'opera possibile col modesto nostro retaggio, per quanto tu saprai conservarlo? Però una nuova, utile istituzione, iniziata su buone basi, trova esito e giunga a compimento. Vedi, l'istituto qui a Mestre di San Gioacchino raccoglie fanciulle povere. Fondiamo un San Gioacchino per fanciulli abbandonati, discoli, poveri. Leggevo un po' anche il testamento dell'ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin, che lasciò tutto ai pazzi della città e ai bambini discoli. Dopo Don Orione ha gestito anche l'istituto Manin che era in Venezia, no? Quindi la creazione di un modesto e piccolo San Gioacchino per maschi. Dopo la disfatta di Caporetti aggiungerà orfani di guerra, lì avrà le sue impennate anche patriottiche in quel momento. Ripeto che qualche mese dopo la morte del fratello Pietro è la sorella Maria Berna che nel dicembre del 19 incomincia a raccogliere. La vicenda direi è molto dolce, era crocerossina questa vecchia maestra, con questo impegno morale del fratello che gli dice: guarda, dobbiamo fare qualcosa per i bambini, no? E dire ad assistere in ospedale una mamma vedova con 3 bambini. Ed eccoci che mentre la assisteva questa donna prima di morire dice: di chi saranno questi 3 bambini? Ed ecco qua la Maria Berna, per dire i segni un po' della provvidenza, li prende via. Prima ancora quindi che iniziasse il tutto, si porta in casa questi 3 bambini ed è il momento in cui davvero inizia quest'opera. Poi sorgerà il grande problema, perché il fratello Pietro diceva: quando sarà un po' iniziata l'opera incomincia a pensare qualche buon sacerdote abituato all'educazione. Lei dice: i Giuseppini, i Salesiani, no, non dice quelli di Don Orione. Il confessore della Maria Berna era un frate cappuccino, Mestre, diocesi di Treviso. Ecco qua, questo cappuccino parla sempre con Cappuccino, vescovo di Treviso, il beato Giacinto Andrea Longhin, ma era patriarca di Venezia Cardinale Pietro Lafontaine. Cardinale Lafontaine, il terremoto di Messina e Reggio 1900, era vescovo di Cassano Ionio. Là incontrò Don Orione quando raccolse gli orfani. Facilmente, ecco qua, il vescovo di Treviso parla con Lafontaine e Lafontaine dice al vescovo: parla con i preti di Don Orione. Ecco perché entra in ballo Don Orione, e lei incomincia questo dialogo con Don Orione. Per farla breve, il 12 giugno del 1921 inizia, fatto direi molto semplice, e che a un certo momento il primo direttore, che è il successore di Don Orione, era vivo ancora, Don Orione muore nel 1940, è invitato il sindaco Ugo Vallenari, il socialista Ugo Vallenari, a questa benedizione da parte di Longhin, dove dice: i fanciulli accolti saranno educati all'onesto vivere cristiano e civile, frequenteranno le scuole elementari pubbliche, poi saranno avviati a un'arte remunerativa secondo le loro singole attitudini, onde, cresciuti in età, possano guadagnarsi nella vita un pane onorato.
il Berna nasce come scuola professionale, arti e mestieri e via dicendo. Io collaboro appunto in Cattolica sulla storia del movimento sociale. Quando sono stato richiesto di un progetto triennale della rivista ho detto ma sarebbe molto bello vedere un attimo la funzione che hanno avuto le congregazioni religiose fino all'800, primo Novecento, nella formazione dei figli del popolo, l'arte e mestieri. Gli elementari l'avevano le suore, ma faceva parte delle opere di misericordia istruire gli ignoranti. I ricchi andavano dai gesuiti e ai vanaviti, no? E il popolo così, ecco qua, col Pavoni e tutta la storia bresciana anche di queste scuole. Il Vallenari rispose dicendo per motivi a tutti noti ideologici non intendo partecipare, ecco qua. La signorina Berna nell'atto di cedere ad Onorione ormai questa opera all'inaugurazione erano 20 bambini, insomma, gli dicendo chissà come mai il sindaco socialista Vallenari gli faceva così paura a 20 bambini, o aveva la coscienza che le opere di Dio non si sa mica dove vanno. Comunque sia, a Mestre non c'era niente, qua iniziamo un'attività scolastica dove la gioventù col sorso di Porto Marghera così poteva essere, come penso lo sia stato, un momento importantissimo, no? Ed ecco qua, nel cedere con un atto ufficiale Maria Berna ad Onorione in persona il 4 novembre del 20 l'opera, dice: ciò che ardentemente desidero e ordino che a questo istituto non venga cambiato il nome, sempre Istituto Berna. Per cui scrisse un articolo: per Mestre, Berna ed Onorione c'è un binomio inscindibile. Io penso che magari si sa che ce l'hanno in mano i preti di Onorione, ma l'Istituto Berna è l'Istituto Berna, no? Brevemente la vita politica di Berna: era già al vertice dell'amministrazione comunale sotto gli austriaci. Fu deputato comunale dal 1853 al 1865, la nostra giunta comunale, con Girolamo Allegri e Angelo Barbaro. Pietro Berna è legato al mondo cattolico, ricompare al vertice dell'amministrazione comunale dopo Girolamo Allegri, che è sindaco dal 1867 al 70, e soprattutto dopo Napoleone Ticozzi, sindaco dal 1870 al 1881, esponente quest'ultimo dell'area laica anticlericale. Pietro Berna invece è sindaco di Mestre per la prima volta 10 anni, 1882-1892, e nuovamente sindaco dal 1894 al 1899 per 5 anni. È anche il primo sindaco di Mestre democraticamente eletto nel 1896, in quanto i primi sindaci erano di nomina regia. In questo momento a Mestre due erano un po' le forze politiche che operavano. Mestre appunto era 10.000 abitanti, grosso modo erano i gruppi: il gruppo del mondo cattolico, i clericalo moderati, no? E l'altro gruppo che era quello laico repubblicano. Solo che all'inizio del Novecento, ecco qua, c'è un po' l'irruzione di quella che è la forza del socialismo. Nasce a Genova il Partito Socialista ed è un momento, diciamo, di grande impegno anche nella vita di Mestre per l'irruzione di questa realtà. Cos'è che è avvenuto in qualche modo? Che nelle elezioni del 1907 a un certo momento vincono ancora i clerico moderati, ma in sostanza non riescono a eleggere il sindaco, perché ormai c'è la presenza anche socialista nel comune di Mestre. E cosa succede? Ecco qua, sono cose, penso che tu hai già studiato, io le cito solo adesso per onore a Pietro Berna. A un certo momento vanno ancora a cercare la figura di questo nume tutelare di Mestre, che è Pietro Berna. Aveva più di 70 anni, accetterà, ma stupido non era, accetterà con una nomina sola di governare la città, col nome di sindaco, e per cui dal 1907 al 1910 è ancora una volta a capo, ma direi profondamente come servizio, penso, alla città. E poi alle elezioni del 1910 i socialisti ottengono i voti necessari per entrare in consiglio e diventeranno una forza determinante con le altre due forze fino al punto di determinare il famoso blocco popolare. Ripeto, 1910 il Berna esce di scena, ritorna nella storia
nella storia di Mestre nel 1918 col suo testamento. Mi piace comunque concludere, al di là del fatto che il Comune di Venezia, non so in che anno, gli dedica una via, per la verità periferica, tra la circonvallazione est e via Vallò. Che pena, no, adesso onestamente io rappresento l'opera di Don Aurelio in questo momento, rappresento la politica, ma un personaggio che per tre volte... Vallenari ha fatto la stessa fine, anche Vallenari. Ma 2 anni solo, comunque no, Vallenari ha fatto 2 anni. Quest'uomo si è compromesso economicamente, politicamente con la città per dire si è meritato poco. Però voglio concludere con quanto lui si autodefiniva. Dice alla sorella: di me si può dire soltanto che fui un buon uomo. Sarebbe la verità, e per me basta, con l'animo tranquilla di non aver fatto male a nessuno. Difficile dire queste cose, io non so se quando sarò alla fine della vita potrò dire questo, di non aver fatto male a nessuno, di aver fatto quel pochissimo di bene che nella lunga esistenza mi fu possibile. Aspetto serenamente la partenza che non ha ritorno. È così. Bene. Grazie così che possono dire quanto ha dichiarato Pietro Verna. E comunque la via sarà una via periferica, però il Verna è un'istituzione che è vivissima e credo inossidabile per la nostra Mestre. Abbiamo citato già Ugo Vallenari, andiamo veloci. Ugo Vallenari è l'ultimo sindaco di Mestre. Per la verità, su quest'ultimo sindaco ci sono 2 nomi che girano. Uno è quello appunto di Ugo Vallenari e quell'altro è quello di Paolino Piovesana. E abbiamo anche un discendente diretto, il nipote, era suo nonno Paolino. Ecco, chi è stato in realtà l'ultimo sindaco di Mestre? Ci sono 2 relatori, sono Giampaolo Rallo e appunto Arturo Piovesana. Fatta lei Giampaolo. Sì, speriamo. Beh, dunque, Vallerani è stato il primo sindaco rosso di Mestre, praticamente. Mestre era chiamata la città rossa nel 21, quando fu appunto diventato sindaco. Vallerani nasce a Milano nel 1873, perde a 7 anni, praticamente in gioventù i genitori, è fratello di 7 appunto, figli, uno dei 7 fratelli che rimangono orfani. Fin dall'inizio, a 12 anni, diventa operaio a Milano, comincia a lavorare nell'attività metallurgica soprattutto, si sposa, in quel periodo poi trasmigrerà a Bari, diventerà operaio a Bari. Da Bari comincia ad avvicinarsi al Partito Socialista, verrà schedato dalla prefettura in quegli anni, perché era appunto considerata una situazione un po' dei sovversivi che cominciavano a entrare nel bolscevismo di allora, e si trasferirà ancora a Milano, poi andrà a Venezia, rimarrà vedovo perché la moglie pochi anni dopo morirà per vaiolo. Quando arriva a Mestre ha già alle spalle molta esperienza, perché ha fatto delle scuole serali a Milano, è diventato un perito elettromeccanico. Si porterà dietro l'esperienza della Marelli, sempre milanese, società importante milanese, e a Mestre comincerà a creare una specie di società cooperativa fra alcuni soci. Comincerà anche a far lavorare bene questa società con l'acquedotto appunto di Mestre, con i primi motori elettromeccanici di innalzamento della parte idraulica dell'acquedotto. Comincerà da subito anche a Mestre ad aderire al Partito Socialista. Nel 14 farà un po' l'attivista pacifista, denominando il Partito Socialista neutralista, pacifista, per il non intervento nella Grande Guerra, che comunque avverrà nel 15. Ebbe vari scontri con la controparte appunto irredentista e interventista,
Uno dei più importanti scontri è quello al Toniolo, quando la società Dante Alighieri invitò Cesare Battisti, e in quel momento ci fu veramente aria calda a Mestre, e quindi questo creò anche piano piano l'entrata a quella componente politica che poi diventerà il fascismo degli anni del ventennio cosiddetto. Dopo questi fatti ci furono tutti questi scontri, più importante poi durante questa fase di ascesa anche della destra ci fu nel 22 il ferimento e uccisione di Antonio Catapan nell'area di Via Piave. Questo creò veramente una divisione netta a Mestre fra i due fronti. La giunta comunale in quel periodo si dimise anche. Nel 20 alle elezioni nuove Valenari diventò sindaco. Durò 3 anni, non durò tanto. Cominciò subito con il consiglio comunale che vide esposta nel balcone del municipio, via Palazzo, la bandiera rossa e non quella italiana. La bandiera italiana verrà esposta solo l'anno dopo, in piazza Ferrento, non il 4 novembre dell'anno prima, non il 5 giugno quando verrà conferito a Mestre il riconoscimento per città importante nella Grande Guerra, ma il giorno della sortita, il 27 ottobre, perché per lui quello era l'unico riferimento storico importante per Mestre. Quindi proprio una divisione netta sui punti di vista, diciamo, su quella che era la storia italiana, non solo mestrina. Ecco, in realtà Valenari poi è l'ultimo sindaco perché nel 1945 gli alleati inglesi, un ufficiale inglese e Monsignor Vidal, che erano ormai in buoni rapporti con Valenari, gli chiesero di fare il sindaco. E lui fece, cominciò subito a fare il sindaco, però nei primi 10 giorni di sindaco tanto fece e tanto creò di disappunto sulle sue uscite che lo stesso compagno di partito Valentini, che fin dagli anni 20 militava con lui nel Partito Socialista, si dissociò e praticamente mancò la fiducia del sindaco. Entrò in commissario prefettizio in causa, in realtà era Matter. Sciolse praticamente la giunta, creò un commissario e subito dopo creò un'altra giunta e dette l'incarico di sindaco a Valentini. Perché? Perché Valenari aveva misconosciuto il decreto regio del 26 che sopprimeva Mestre e assorbiva il comune di Venezia, che nessuno mai aveva eliminato, in realtà abolito, per cui era ancora in auge come decreto che aveva comunque misconosciuto la città di Mestre con il riconoscimento anche di città, e quindi tutto questo creò questa situazione di disappunto fra il Valentini e Valenari. Ecco, quindi Valenari durò 11 giorni praticamente a Mestre come ultimo sindaco e 3 anni nella fase precedente. Ecco, tutto qua. Perfetto, in realtà è Paolino Piovesana l'ultimo sindaco prima dell'abolizione, appunto. Io credevo di dover parlare dell'ultimo sindaco, invece ricorderò il penultimo sindaco, ma è la stessa cosa. Io parlerò di Paolo Piovesana, del poco che potrò dire, ma di Paolo Piovesana che è stato mio nonno e che io ho personalmente conosciuto e del quale ho parecchi ricordi, perché io l'ho conosciuto, sono nato nel 1938, lui è morto nel 1961, quindi avevo già un'età tale che mi consentiva di ricordare adesso le cose. E i miei ricordi cominciano, diciamo, intorno agli anni, nella seconda metà degli anni 40, quando ero in grado, non più bambino da asilo, di ricordare le persone che mi stavano vicino.
E ho questi ricordi di questo nonno che mi accompagnava spesso a fare passeggiate, che mi seguiva a fare i compiti, mi insegnava così le cose che ogni nonno insegna ai propri nipoti, mi insegnava a giocare a carte, mi insegnava a giocare a briscola, a giocare a scopa, mi accompagnava soprattutto nelle passeggiate che facevamo spesso verso la stazione, perché una delle cose che a me piaceva vedere e lui mi accontentava era di vedere le partenze e gli arrivi dei treni. Adesso si usa, anzi si usava quando io avevo i figli piccoli di portarli all'aeroporto per vedere l'arrivo degli aerei, adesso là non si può più fare neanche questo, ma almeno i treni si potevano vedere, si andava a vedere la caserma Natale, e poi erano cose piacevoli, le passeggiate mi piaceva per arrivare fino a San Giuliano, lungo quella che oggi è la via Viale Spuzzi, dove lo facevamo dall'altra parte del Marzenico, quindi sulla riva sinistra del canale, arrivavamo fino a San Giuliano, quindi per un bambino di 8-10 anni erano passeggiate anche un po' impegnative, che li facevamo volentieri. Quando si tornava a casa da queste passeggiate c'erano appunto il gioco delle carte, i racconti, i commenti di quello che si vedeva durante la strada. E questo diciamo che è andato avanti più o meno fino agli anni 50, perché poi negli anni 50 noi siamo stati costretti ad abbandonare, noi vivevamo in Villa Querini, dove il nonno era arrivato nel 1909, proveniente da Sicilia, aveva preso possesso di Villa Querini come locatario da parte della Fondazione Querini Stapaglia, che era la proprietaria dell'immobile, perché chiamato a dirigere la divisione medica di medicina generale dell'ospedale di Mestre, una delle due divisioni di cui si componeva allora l'ospedale, la medica e la chirurgica. Là siamo stati fino agli anni 50-51, poi il comune di Venezia aveva comprato lo stabile, abbiamo dovuto abbandonarlo, ci siamo trasferiti altrove e là naturalmente la vita ha continuato per quello che era prima, quindi sempre queste frequentazioni quotidiane, perché vivevamo tutti e due nella stessa casa, cioè in due case adiacenti, ma insomma eravamo a contatto giornaliero. E qua i ricordi ne potrei tirare fuori tanti altri ancora, ma capisco che le esigenze di tempo sono tali che è meglio accelerare i tempi. Posso solo dire che uno dei ricordi, il nonno non guidava l'automobile, io non ho mai visto alla guida di un'automobile, però non era contrario al progresso, perché quando sono entrati in funzione i famosi motorini Moschito, lui ha voluto comprarsi un Moschito e girava per Mestre con questo motorino montato sulla bicicletta, quindi motorini che andavano avanti con il rullo che trasmetteva il movimento delle ruote, sono motorini che non si correva certo il rischio di prendere qualche contraddizione per eccesso di velocità. E così siamo andati avanti, diciamo, ancora per alcuni anni, finché poi, diciamo, verso la metà degli anni 50, ormai gli anni hanno cominciato a farsi sentire, un po' alla volta lui si è infermato e negli ultimi anni poi la sua vita era limitata a passare da una poltrona, ha voluto avere la televisione, quindi questo è stato uno dei primi ad avere la televisione a Mestre, e la televisione l'ha sicuramente aiutato negli ultimi anni di vita, poi è morto nel 1961. Mi scusi, ma lei l'ha seguito anche nella sua veste di sindaco? Com'era la vita di un sindaco allora? Io non posso averlo seguito nella veste di sindaco perché non ero ancora nato. Non era nato, quindi no, giustamente. Però posso avere, ho dei ricordi, cioè più che dei ricordi, ho quelle poche cose che sono riuscito a raccogliere esaminando quei pochissimi documenti che sono rimasti a casa. E posso dire che intanto il nonno ha partecipato a tutte e due le guerre mondiali. Lui ha fatto la prima guerra mondiale come capitano medico nell'ospedale militare di Vittorio Veneto, dove è riuscito anche a guadagnarsi la croce di guerra. Poi ha fatto la seconda guerra mondiale, nella quale, pur partecipando, diciamo, per quelli che erano i suoi compiti come
come medico, come ufficiale medico, allora aveva già la promozione tenente colonnello medico, ma continuava a dirigere il suo reparto dell'ospedale di Mestre. E come nell'intervallo tra le due guerre c'è anche il periodo del triennio del 23 al 26 in cui è stato sindaco di Mestre. Io non ho ricordi, anzi non posso avere ricordi. No, ma dicevo se ne parlava in famiglia, se c'era questa... Mi aiuta a rispondere a questa domanda un articolo che ha scritto una sua collega, che l'ha pubblicato sul Gazzettino del 17 aprile del 2000. Sono venuto in studio questa giornalista e ha chiesto un po' le cose che mi sta chiedendo lei e qualche cosa in più. E vi leggo questo brano, queste poche righe. Si vorrebbe sapere di più, diceva la giornalista. Si vorrebbe che oggi di persona, parlando del nonno, si potesse dare l'anziano e distinto signore dal ritratto anche solo un breve commento su quegli anni che hanno portato al fascismo, quando Mussolini è venuto a Mestre, quando il conte Volpi è andato a Roma. In famiglia, usanza comune in tante famiglie, non si parlava di tutto con i ragazzi. Gli argomenti più delicati si discutevano in lingua francese, come mi conferma sorridendo il nipote e come confermo anch'io. Cioè la vita di sindaco del nonno io praticamente non ho mai sentito niente e non ne ho sentito neanche negli anni successivi. Però abbiamo trovato a casa un documento che hanno dato al nonno nel 1926, quando ha cessato l'incarico di sindaco, un documento che io ho consegnato in copia a questo gruppo e che l'ho portato perché ecco. Questo è l'attestato che la città di Mestre ha consegnato al nonno come ricordo di questo triennio che aveva fatto, mi pare, perché poi quello che è interessante in questo documento, oltre al riconoscimento diciamo, di quello che aveva fatto per la cittadinanza, sono le firme che accompagnano questo documento, le 3 pagine successive, sono le firme che sono le firme praticamente di tutte le persone diciamo, più importanti all'epoca qua di Mestre. Ce n'è uno sfilzo. No, c'è anche un'altra pagina. Queste sono praticamente, diciamo che tutte le persone che in qualche maniera potevano apparire in vari campi della vita cittadina confermavano con la loro sottoscrizione quello che era stato il riconoscimento che la città doveva fare. E questo poi è uno dei 2 documenti, ne ho consegnato anche un altro che riguarda l'attività professionale del nonno, che è il diploma di primario e medico che gli è stato consegnato nel 1951, quindi quando ormai era già andato in pensione. Può citare qualche nome, avvocato, delle firme che lei le ricordava? Si riesce a leggere. Ma penso che... Io ne ho una copia. Di queste persone io ne ho conosciuti parecchi. Baso Brutto. Ma io vedo qua Cesare Ticozzi, vedo Arcangelo Vivi, diciamo sì. i nomi delle persone che in qualche modo si potrebbero considerare persone che contavano, che piacciono. Qua ci sono praticamente tutti, c'è Cavalier Bobo, c'è Fontanin, c'è Caberlotto, c'è Bellina, quello che il negozio dei cappelli, Baso Brutto. Risotti. Lucio Zanini, farmacista. Zanini. Poi ne ho visto un altro e anche Beniamino Graziati, l'altra farmacia. Alessandro Fontanin, Angelo Fontanin, Maria Fontanin, che era la maestra di tutta Mestre praticamente. Sì. Campesano.
Adolfo Zaiotti, Villa della Villa, Miotto, Carlo, il dottor Domenico Gianetti, noto medico, Pietro Giacomazzi. Ma erano i VIP dell'epoca che avevano attestato la stima nei confronti di suo nonno. Sì, io penso che il riconoscimento che con queste firme il nonno ha avuto sia la conferma di come la cittadinanza lo ha conosciuto, di come la cittadinanza lo ha approvato. Ecco, io ho trovato un solo documento che l'ho già consegnato perché ho piacere se può servire che rimanga anche questo alla storia. E questa è la relazione che il nonno ha consegnato quando è cessato dall'incarico al commissario prefettizio, proprio come consegna simbolica delle chiavi, che come chiusura mi permetterei di leggere una pagina perché fotografa quella che era la situazione di Mestre allora. Mestre, la fedelissima del Leone di San Marco, forse per la sua affinità di sangue con i fondatori della grande dominatrice, cessa oggi la propria indipendenza amministrativa, destinata dalla superiore autorità di Stato a far parte del più grande comune di Venezia. Lungi dall'esprimere rammarico o dal fare recriminazioni contro un provvedimento che la dolora, in quanto le toglie la propria autonomia, riconosce che questo è ispirato da necessità di ordine superiore. Accetta il sacrificio con coscienza ed orgoglio di italianità, come ultimo atto di libera volontà, raccoglie gli ultimi desideri e li presenta al governo nazionale e a Venezia nella latente fiducia di vederli presi in considerazione e soddisfatti. Dalla ricostituzione del Regno d'Italia ad oggi, Mestre ha progredito incessantemente e si è meritata onori e distinzioni. Ne fanno fede la medaglia d'oro conferita al suo gonfalone per benemerenze di guerra durante le epiche giornate del 22 marzo e del 27 ottobre 1848. La croce al merito di guerra per il contegno della sua popolazione durante il periodo dell'ultima guerra di indipendenza. La recente elevazione al rango di città. Mestre vorrebbe conservare la sua denominazione di città col proprio stemma e il suo gonfalone, con le onorificenze di guerra, i segni sacri e tangibili concessi al riconoscimento del valore, del coraggio e dell'alto spirito patriottico degli avi e dei non degeneri nipoti. Non però solo come reliquia di un passato glorioso. Mestre osa chiedere di poter esporre ufficialmente anche per l'avvenire la propria bandiera accanto a quella nazionale e a quella di Venezia nei giorni di feste nazionali e di ricorrenze patriottiche e di poter ugualmente adoperare nelle cerimonie locali il proprio gonfalone con i segni dell'onore. Poi segue. Per l'importanza che darà ad assumere nell'avvenire, questo centro di terraferma dovrebbe avere elezioni amministrative con urne separate e conseguente rappresentanza proporzionale nel Consiglio Comunale, nelle congregazioni di carità e tutti gli altri istituti o amministrazioni pubbliche. Poi sembra una ripresa di tutte le varie cose che sono state fatte, che sono state programmate e che dovrebbero essere fatte dopo l'elezione a Venezia. Alcune sono state fatte, altre probabilmente non vanno ancora essere fatte. Comunque insomma è stato un bel tentativo di difendere Mestre fino all'ultimo. Il regolatore di Mestre, che era qua auspicato che entrasse in vigore, è entrato in vigore solo 36 anni dopo. Bene, ringraziamo. Ovviamente detto che avremmo parlato solo di alcuni sindaci, vedo però c'è l'avvocato Ugo Ticozzi tra il pubblico, volevo salutarlo. E non c'è più, è dato? Ah, ecco, perché mi ero girato prima l'avevo visto. Volevo dire che uno dei suoi discendenti, molto probabilmente, è stato Napoleone Ticozzi, sindaco dal 1870 al 1881, quindi 11 anni. Realizzò il primo asilo di Mestre, le scuole serali e domenicali per i lavoratori, il restauro di Piazza Maggiore della Torre dell'Orologio, la creazione di Viale Garibaldi e la realizzazione della colonna della Sorbona.
sentita, che venne finanziata con una colletta tra i cittadini. Quindi ringraziamo anche Napoleone Ticozzi, ringraziamo anche l'avvocato Ugo Ticozzi, che proprio recentemente ha presentato un libro scritto con il Centro Studi Storici di Mestre e con il professor Stevanato, nel quale si ripercorre una bella fetta della città, proprio partendo dalla sua storia e soprattutto soffermandosi sulle associazioni, sulla vita della comunità di Mestre. Da qui ripartiamo per sentirci veramente città. Grazie avvocato. Quello che è successo dopo lo sappiamo tutti, forse è stato fatto con meno amore, io la vedo così. Forse abbiamo bisogno di qualcuno che impari veramente ad amare la città, che agisca con equità, con equilibrio, con buon gusto, insomma, che tratti Mestre come va trattata, come una grande città. Grazie a tutti voi per essere intervenuti e per aver ascoltato. Scusatemi, permettetemi di ringraziare. Allora, ringrazio la Regione Veneto, il dottor Burkazaia, che ha patrocinato questo evento. Ringrazio l'avvocato Stefano Chiaromanni, che è presidente del Movimento per l'Autonomia di Mestre Piero Bergamo, per la logistica, l'architetto Federica Rizzardi per la creazione della locandina e sempre per la logistica, e Benito Sposato per i costumi d'epoca. E Mestre Mia ringrazio tutti voi per la partecipazione e ringrazia Alessia da Canal per aver parlato con dovizia di particolari e con la solita professionalità. Grazie a tutti e a presto. Grazie, buone serate, grazie a Mestre Mia, perché ovviamente se ci sono serate così è tutto meglio. Grazie.